Quinta corsa dall'Arcoveggio, una prova per 5-6 anni, non vincitori di 25.000 euro nella carriera, sono in 8 al via. 1 Bella, Roberto Vecchione, 2 Beautiful Trio, Marco Stefani, 3 Axel Nib, Nicola Bortolotti, 4 Blanca Cash, Sandro Miraglia, 5 Bump It Off West, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 6 Budduso Lippi, Edoardo Baldi, in seconda fila 7 Ben Dorial Mail, Maurizio Cheli, 8 Boa San, Adrian Gioni. Cavalli che vanno a sistemarsi dietro la macchina. Favorita Blanca Cash, giocatissima a tutte le quote. L'alternativa potrebbe essere Bella con il numero 1, anche se non ha preso esattamente una partenza perfetta, prova a lanciarsi. Axel Nib prova a scavalcare Bella, che si è lanciata bene dall'1 alla fine e rimane al comando. Alla corda subito Beautiful Trio, che rinviene all'interno di Axel Nib, gli tiene la posizione. Poi Boa San, ancora Blanca Cash, che rimane per ora in seconda pariglia. 14,5 il lancio, con in vantaggio Bella nei confronti di Beautiful Trio, che ha avuto un'incertezza, si è ripresa al volo. Axel Nib all'esterno, poi Boa San, Blanca Cash, ancora Bump It Off West e Budduso Lippi. 29,2 per il primo quarto di gara, con Bella all'avanguardia. Beautiful Trio nella sua scia, viene via dalle retrovie Budduso Lippi, che aggira il gruppo in terza ruota e cerca di portarsi sulla testa della corsa. Nel frattempo la leader prosegue al comando e vede arrivare a destra Budduso Lippi. Beautiful Trio sempre seconda alla corda, 59,5 per la metà gara di Bella, che tiene a destra Budduso Lippi, alla corda Beautiful Trio, poi Boa San in pariglia esterna non a contatto, però c'è Blanca Cash, quindi ancora Bump It Off West. Il chilometro in 1,14,7, con Bella che allunga e costringe Budduso Lippi a scendere nella sua scia, perché Beautiful Trio non tiene il contatto. Ancora Boa San e Blanca Cash. Intanto i primi due si sono staccati dal resto del gruppo. Bella in vantaggio, Budduso Lippi la segue e prova ora ad affacciarsi a 200 dalla conclusione. 15,2 per la piegata. Bella e Budduso Lippi che vanno a lottare la corsa in retta arrivo. Bella in vantaggio, Budduso che prova ad andare a prenderla. Bella che si difende, Budduso che attacca all'esterno. Bella che ancora mezza da gestire sul palo. Bella si salva da Budduso Lippi. Al terzo posto Bump It Off West, che vola gli ultimi 400 metri. 33 la chiusa, 1,14,7 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Roberto Vecchione. Per il training di Ettore Vairani, Roberto Stancari alla proprietà, è la figlia di Mago d'Amore, che in percorso di testa si impone nei confronti di Budduso Lippi, che ci ha provato correndo bene all'esterno, ma deve essere solo secondo, perché Bella oggi completa il cost to cost vincente. Secondo Budduso Lippi, terzo Bump It Off West, 1,65 l'ordine d'arrivo della quinta.